Ci troviamo nel comune di Pieve Ligure sulla strada provinciale 29. Alle mie spalle un muro franato nella giornata di ieri. Questo ha causato la chiusura completa della strada che garantisce l'accesso a Pieve Alta, una frazione densamente abitata del comune. Dalle prime ore della serata sono intervenuti i nostri mezzi che hanno lavorato tutta la notte per rimuovere circa 300 metri cubi di materiale. Infatti questa mattina, già dalle prime ore dell'alba, la strada era sgombra e ha consentito così il passaggio dei mezzi di servizio e di eventuali mezzi di soccorso. Nelle prossime ore posizioneremo dei blocchi in cemento al fine di consentire il transito a tutti i cittadini in sicurezza. Si è lavorato tutta la notte e fortunatamente questa mattina abbiamo tutta la strada sgombra. Io ringrazio tantissimo Città Metropolitana che ci ha aiutato insieme ai VAB di Protezione Civile e l'ufficio tecnico del comune di Pieve Ligure. Siamo riusciti a ottenere questo risultato considerando che alle 16:30 di ieri c'è stata la frana che ha intasato completamente tutta la strada, bloccando più della metà del paese. Speriamo nella giornata odierna poi di riuscire a riaprire la viabilità regolare, anche perché stiamo aspettando appunto che arrivino da quasi tutta la provincia dei blocchi per poter creare una cortina e mettere in sicurezza il versante. Siamo qui a Pieve in attesa dell'arrivo dei 3 camion che trasporteranno blocchi in cemento in calcestruzzo, così da poter mettere in sicurezza e riaprire la viabilità a tutti i cittadini privati. Durante la notte è stato portato via tutto il materiale che ha ingomberato la strada, e sia con imprese sia con il nostro personale operativo ci siamo subito attivati per garantire la riapertura e quindi il servizio entro la giornata di oggi.